Le crispette siciliane di Catania sono delle frittelle salate a base di pasta lievitata, sono farcite con ricotta di pecora o acciuga sotto sale. Hanno una forma rotonda o allungata a seconda del ripieno. Vengono fritte in abbondante olio di semi. Sono un tipico cibo di strada che si prepara soprattutto in occasione del Natale e di altre feste religiose, ma si trovano anche nei periodi estivi, in quei punti di ritrovo dove la gente chiacchiera, sorride, si rilassa, dove i bimbi giocano circondati da musica e profumi di vari cibi e prelibatezze. Le crispette si servono calde, croccanti, servite al cliente in cartocci di carta. Ma sono ottime anche fredde, e garantisco io. Sono una specialità della cucina catanese, ma si trovano anche in altre zone della Sicilia, con nomi diversi come crispelle, cruspeddi o sfinci. Esiste anche una variante dolce delle crispette. Sono fatte con riso, miele e zucchero a velo, che si dice sia stata inventata dalle monache benedettine di Catania nel XVI secolo. Crispelli sono un piatto semplice ma gustoso. Richiede un po' di manualità per farcirle e chiuderle, ma non demoralizzarti, non è poi così complicato. Una volta che capisci i passaggi, sarà un gioco da ragazzi. Sbaglierai forse le prime? Non importa, nessuno nasce maestro. Metto gli ingredienti. In una ciotola versiamo 1 chilo di farina mista, 500 g di semole e 500 g di grano tenero e all'incirca 700-800 ml di acqua fresca. Assicuriamoci però che si prenda quella che serve. Versiamola poco per volta. Aggiungiamo poi 20 g di lievito di birra fresco. Io ne ho messo uno intero perché il mio era congelato. Mescola per far sciogliere gli ingredienti e continua a mescolare per ottenere un composto amalgamato e appiccicoso. Incorporiamo poi 20 g di sale. Io ho aggiunto 2 cucchiaini. Se seguite la mia vecchia ricetta del pane, potete più o meno basarvi su quell'impasto. Un altro consiglio che voglio darvi è usate un contenitore abbastanza grande, perché essendo che l'impasto non è denso, ma bensì un po' liquido, quindi aumenterà molto di volume.
Appiattiscile sul palmo e metti al centro di una parte d'impasto la ricotta, aiutandovi con un cucchiaio o le acciughe. Chiudi bene i bordi per formare le crispelle. Consiglio di non farle troppo grosse, verrebbero spesse, né troppo sottili, soprattutto per quelle con la ricotta. Friggile in abbondante olio di semi, caldo. Se avete un termometro potete aiutarvi, l'olio deve essere 160-180 gradi, fino a farle gonfiare e diventare dorate. Scolatele poi su carta assorbente e servitele calde o tiepide. Se ti va, ti invito ad iscriverti al mio canale. Se vuoi lasciar traccia del tuo passaggio cliccando un like oppure semplicemente commentando.
Grazie per la visione e alla prossima. Ciao!